Riparte ufficialmente il girone A di Serie D a Genova con il Ligorna di Mister Lunardon che affronta la Vogherese di Mister Molluso. Biancazzurri ottavi in classifica reduci da 8 risultati utili consecutivi con 3 vittorie nelle ultime 4 partite, rossoneri decimi reduci da un punto nelle ultime 4 sfide. La partita comincia sotto il segno del Ligorna con i biancazzurri che passano alla prima occasione quando Delle Piane crossa dalla destra verso l'area. Tussellino come un rapace si avventa sul pallone e lo deposita in rete, realizzando così la quarta marcatura stagionale tra campionato e coppa. Rivediamo le immagini della rete. Passano circa 10 minuti e il Ligorna raddoppia, verticalizzazione di Manuzzi, miracoli in agguato, avanza dietro il difensore e batte il portiere con un morbido pallonetto. Raddoppio per i biancazzurri con la panchina che festeggia, rivediamo le immagini della rete. Ancora il Ligorna al 24esimo con la botta da fuori di Manuzzi che termina di poco a lato. 3 minuti più tardi si fa viva la Vogherese con il calcio di punizione di Giglio, ma Corci fa buona guardia e blocca. Ancora Ligorna con la triangolazione tra Miracoli e Tassotti con l'esterno che conclude senza però superare il portiere. Sul calcio d'angolo successivo Delle Piane svetta di testa e sfiora il 7, ma al primo tempo si chiude sul risultato di 2-0. Pronti via, ancora i padroni di casa si rendono pericolosi con la conclusione di Daniello a tu per tu con Tota, che però riesce a difendere la porta. Ancora Daniello al 56esimo sul filo del fuorigioco, la cui conclusione viene però smorzata dal portiere. Al 66esimo autentico miracolo di Corci, abile a respingere un pallone pericolosissimo su calcio di punizione dal limite e salvare il risultato. 4 giri di lancette più tardi, galoppata poderosa di Scannapieco, assist per Daniello e tiro a giro che supera elegantemente il portiere. 3-0 per il Ligorna e gioia in panchina, rivediamo la rete. Al 79esimo ci prova con il mancino il neoentrato Gomes, ma il portiere respinge, mentre al 91esimo arriva il gol della bandiera dei Vogheresi con la volée di Trevisiol. Questa è l'ultima occasione della sfida, gioco partita incontro a Ligorna.